Così. Questa è la semola di grano duro, quella tipica per fare questo tipo di pane. E il sale. Già attivo. E questo lo mettiamo qua. Io di questi ne faccio di tanti. Questo è l'acido che si dava ai carosi come quando era piccerria, che mia mamma mi regalava a Pasqua. Sì? Questo è il panariglio che mia mamma regalava a Masuro, che erano tutti due gemelli. Siamo gemelli ancora, e a Pasqua l'unico regalo che avevamo la fortuna di capitare era questo. E fra tutti i carosi che capitava era un regalo più bello che potevamo capitare. Sto preparando la scorza per fare la testa turco, ma lo chiamavo. La farina, quando prende l'uovo? Uovo e farina. Quando se ne prende? Le 2 uova per 2 litri. Ora taglio pezzettini, 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 pezzettini. Ora passo un'altra volta, quando viene più fine. Numero 4. Che 6 viene bella fine.
questo punto la scorza è già finita. I palloncini sono riusciti bene, perché quando è perfetto deve venire con questi palloncini. Questo palloncino. Ora, per fare un litro di crema ci vuole un litro di latte, 60 grammi di amido, una scoccia di limone, un po' di cannella per girare così, senza girare, e basta. Una scoccia di limone, un po' di cannella. Prendendo forma, che si può scendere un pochettino. La scorcia. Di scorcia. Mettiamo qua. Metto il diavolicchio nella testa di turco, così li chiamiamo noi a questa buona. Diavolicchio, testa turco. Questa è la testa turca, come noi la facciamo a Castelbuono.